Claudio, Il mostro dei mari l'ho trovato un film d'animazione molto attuale perché parla di verità e di bugie e di come quest'ultime in realtà rischiano, se spacciate per verità, di creare conflitto tra gli esseri viventi. Credi che sia importante anche fare in modo che i bambini, fin da piccolissimi, oltre che gli adulti, sviluppino un pensiero critico per poter poi appunto distinguere la verità dalla menzogna? Assolutamente sì, penso che sia importantissimo che, insomma, che la scuola insegni anche, che i genitori anche insegnino ai propri figli, ai propri ragazzi ad avere un punto di vista sempre, sviluppare un proprio senso critico e ad avere sempre il dubbio, ad avere il dubbio che ti porta poi ad approfondire una notizia, un fatto, una voce, no? A sentire anche più voci, senza per questo esserne confusi, ehm, per cercare di appunto di costruirsi un proprio pensiero. In una sequenza viene detto che quello che conta non è come finirà la guerra, non è, è come finirà la guerra, non come è iniziata. Noi viviamo a un conflitto a pochi chilometri di distanza da noi. Credi che oltre a come finirà è importante anche come ci comporteremo e come ci comportiamo con chi ha bisogno di aiuto oggi? Beh, certo, assolutamente, noi siamo sempre chiamati da esseri umani ad aiutare chi è in difficoltà, chi sta vivendo una delle più grandi tragedie dell'essere umano, forse la cosa più stupida dell'essere umano, che è la guerra, è qualcosa che non ha senso, non ha più senso al giorno d'oggi. Eh, è un'atrocità che, insomma, è un nostro dovere, ecco, poi eh, in questo si vede quanto le persone siano in queste sensibili e quanta solidarietà ci sia, no? Verso le persone che stanno soffrendo. E, insomma, la guerra è la guerra, non c'è altro modo. La guerra e avviene solo per motivi economici. Mhm. E questa è la cosa che deprime, come questo lo diceva Niccolò Machiavelli nel Principe. Dietro la guerra c'è la politica e dietro la politica c'è il denaro, punto. E questo, quindi ci sono degli esseri umani che muoiono per denaro, punto. Questa è l'atrocità della guerra e ciò che la rende la cosa più esecrabile dell'essere umano. Um, il mostro dei mari racconta bene cosa può scatenare, no? La paura di qualcosa o di qualcuno diverso da noi. Secondo te quella paura come si può esorcizzare, come si può nascondere e tramutare in qualcos'altro, magari anche in curiosità di quel qualcosa di diverso da noi? Beh, con l'incontro, con la curiosità, con la voglia di conoscere, con l'apertura mentale, anche con queste storie, perché sono i nostri figli, i nostri bambini che devono imparare a incontrare la diversità. E c'è ancora tanto pregiudizio e ci sono ancora delle storie che fanno accapponare la pelle, storie di emarginazione che poi finiscono in tragedia, come abbiamo visto per quella professoressa. Quindi bisogna insegnare ai nostri ragazzi il valore della diversità. Hai dichiarato che per te il doppiaggio è come giocare senza essere visto. Per te c'è una maggiore libertà in quella sala di doppiaggio, anche, penso anche al corpo, a come ti muovi, no? Beh sì, no, per me era all'inizio volevo fare da ragazzino, ho studiato, ho fatto un corso di doppiaggio e recitazione perché non volevo, avevo delle timidezze, mi piaceva giocare con la voce. Poi mi sono appassionato al teatro, quindi sono cambiate tante cose, però questo, insomma, ogni tanto quando faccio queste incursioni del doppiaggio sono molto divertenti, anche perché tecnicamente il doppiaggio è un mestiere molto molto complicato, forse più complicato che girare una scena vera e propria su un set, perché devi seguire i tempi di un altro attore,
devi seguire qualcosa che è già stato fatto, quindi ti puoi inventare molto poco e devi riuscire in quella selva di tecnicismi riuscire a trovare una tua verità, riuscire appunto a mettere il tuo corpo in quella situazione e a farlo vivere, far Grazie vivere quel mille. personaggio. Ma poi, insomma, quando senti che hai beccato, cioè quando senti che sei lì, tu vedi lo schermo improvvisamente che si apre. È una sensazione che per capirla bisognerebbe essere in una sala di doppiaggio e osservare un doppiatore all'opera. Quando vedi, a volte vedi la battuta e dici sì, è vera, è detta bene, però c'è qualcosa che non va. Quando il tuo corpo entra lì, lo schermo si apre. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie. Grazie a te.